Buongiorno, buongiorno cari telespettatori e telespettatrici, grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli, edizione delle 12:30 del nostro telegiornale regionale. In apertura la guerra in Ucraina, la terza notte di conflitto ha visto le forze di Kiev resistere strenuamente agli attacchi russi giunti fin dietro le mura. Decine di esplosioni raid aerei e colpi di mitragliatrici hanno seminato il panico nella capitale ucraina e in altre località. Oltre 100.000 gli ucraini sono in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Il Friuli Venezia Giulia dice no al ritorno della guerra in Europa e questa presa di posizione generata dall'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin, scattata all'alba di giovedì, si è tradotta fin da questa mattina in una serie di manifestazioni di pace. Vedete in questo momento le immagini che sono in sovraimpressione che testimoniano del teatro di guerra e della mobilitazione, della presa appunto di ora in ora di Kiev, e se saremo in grado più in là vi mostreremo le immagini delle centinaia di persone che, dicevamo appunto, ci sono state diverse manifestazioni a favore della pace anche a Udine davanti alla prefettura, manifestazione che si è conclusa pochi istanti fa. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, si appella ai fedeli a raccogliersi domani in preghiera alle 17 in Duomo a Udine contro quella che definisce l'avanzata del male. Sentiamolo. Signor Mazzoccato, il momento è difficile. C'è la guerra in Ucraina, voi siete vicini in questo momento, in che modo? Sì, ho scritto una lettera a tutti i sacerdoti fedeli proprio per invitare a fare una barriera spirituale nei confronti di questo male che avanza. E un momento lo vivremo domani pomeriggio alle 17 in cattedrale con la celebrazione di una Santa Messa a cui sono invitati tutti, autorità e quanti vorranno partecipare. Il Papa ha chiesto al Pontefice, ha richiesto anche l'attenzione in modo da fare anche questo sciopero della fame, insomma il 2. E voi avete potuto parlare con la comunità anche ortodossa? Avete cercato di parlare? Sì, ho avuto qualche contatto, abbiamo un sacerdote appunto della Chiesa ortodossa, come abbiamo anche un sacerdote che segue gli ucraini, che sono quasi tutte ucraine, greco-cattoliche, quindi ho avuto dei contatti con loro, evidentemente sono attoniti e quasi senza parola per quello che sta succedendo. Paura per i friulani bloccati in Ucraina, sarebbero circa una cinquantina, riferisce il console onorario Sardelli che sta guidando le operazioni di evacuazione. La fuga dall'Ucraina verso la salvezza è appena iniziata. Sono circa una cinquantina i friulani ancora intrappolati nello stato sotto assedio. A riferirlo lo stesso console Sardelli che sta guidando le operazioni di evacuazione dei connazionali. Io consiglio a tutti di raggiungere la Polonia, che si trova a 50 km da Leopoli, 50-60 km, quindi poi si passa in territorio sicuro, anche se è più distante rispetto alla via tradizionale che è il corridoio 5, no? Quindi la A4 che prosegue fino a Kiev via Budapest, che comporta per un attraversamento di 300 km circa sul territorio ucraino. Vengono segnalate la corsa verso le frontiere appare alquanto complicata. Lunghe code sono segnalate verso l'Ungheria nonostante il premier Zelensky abbia proclamato la legge marziale che impone richiamo alle armi per i maggiorenni. Vengono segnalate enormi code alle frontiere determinate soprattutto dal fatto che la legge marziale entrata in vigore ieri notte non consente ai cittadini ucraini di uomini di età tra 18 e 60 anni di abbandonare il paese, essendo soggetti a richiamo per motivi di guerra, e quindi si creano degli ingorghi spaventosi. Si parla di 10-15 km alle frontiere, la peggiore di tutti è quella di Chop che porta a Budapest, quindi consigliamo alternative o via Romania o via Polonia. E adesso siamo in grado di mandarvi, di proporvi le immagini raccolte dal nostro Giancarlo Virgilio. Siamo davanti alla prefettura di Udine dove c'è stata una chiamata a raccolta di ucraini residenti in Friuli, ma anche di vari rappresentanti, vedete l'ANPI e anche rappresentanti di vari partiti, ma anche cittadini comuni che si sono radunati davanti al palazzo del governo, ovvero sia la prefettura di
Udine, dove si è chiesto appunto di ricorrere alla pace, non alle armi. Vedete i vari interventi davanti alla prefettura di Udine da parte dei manifestanti che si sono raccolti in centinaia sin dalle 11 di questa mattina, manifestazione che si è conclusa pochi istanti fa, e vedete le immagini e le voci raccolte dal nostro Giancarlo Virgilio, proposte dalla nostra Martina Beraldo in regia. I vari slogan proprio per richiamare al buonsenso, alla fine degli attacchi, dei bombardamenti che hanno già provocato centinaia di morti, soprattutto civili, in territorio ucraino, dopo l'avanzata iniziata giovedì alle prime luci dell'alba ad opera dei russi su ordine di Putin. Quindi queste le immagini dalla prefettura di Udine. Un anno di sospensione del lavoro è la misura cautelare che il Tribunale di Udine ha applicato al sostituto commissario Sandro Bortolotti, comandante della Polstrada di Amaro, per le ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alla sua presenza in servizio, specie in orario di lavoro straordinario. Le indagini sono durate 10 mesi. A balzare all'occhio era stata l'incongruenza tra l'elevato numero di ore di lavoro straordinario svolte da Bortolotti e la sua frequente irreperibilità in orario pomeridiano. Voltiamo pagina e parliamo di sanità, anche 1000 giorni di attesa per una visita specialistica oculistica. In difficoltà l'azienda sanitaria del Pordenonese e sale la protesta dei cittadini. 1000 giorni per ricevere una visita medica specialistica all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Una situazione dal punto di vista sanitario che non può più essere accettata. Il Covid-19 ha rallentato tutto e lentamente all'interno del nosocomio cittadino si sta tornando alla normalità. Tuttavia balza all'occhio un dato negativo. Un paziente che deve sottoporsi per esempio a una visita oculistica può sentirsi rispondere così, passita 2 anni e mezzo. Di 2 anni di pandemia dove non si è intervenuti con l'implementazione dell'organico, con il rafforzamento delle strutture sanitarie, ha portato di fatto ad una riduzione della possibilità di fare le visite, e oggi per recuperare tutto l'arretrato questi sono i tempi. Purtroppo la situazione è veramente drammatica. I reparti in difficoltà sono tutti, sia quelli di medicina interna, che sono stati in questi mesi utilizzati per i pazienti Covid, di conseguenza i reparti chirurgici, i reparti specialistici sono in difficoltà, per non parlare di tutte quelle specialità tipo l'oculistica, tipo altri tipi di specialità che erano già in difficoltà prima, adesso scontano ancora di più questa situazione di carenza e di tempistiche che sono veramente drammatiche. La pagina degli spettacoli. Pupi Avati è stato protagonista ieri sera a Gorizia, dove ha ricevuto il premio Opera d'autore Sergio Amidei. Il regista ha raccontato il suo ultimo film, prossimo ad uscire, incentrato su Dante Alighieri. Il premio Sergio Amidei di Gorizia ha finalmente consegnato ieri sera il premio alla carriera a Pupi Avati, atteso in città già quest'estate durante il festival. Il regista bolognese è stato il grande ospite al Kinemax, dove ha ricevuto il riconoscimento dedicato allo sceneggiatore triestino ma di radici goriziane, che lo stesso cineasta conobbe a una cena a casa di Ugo Tognazzi. È stata l'occasione per raccontare le ultime fatiche letterarie e cinematografiche, entrambe incentrate su Dante, un lavoro in cantiere fin dal 2003, che arriverà quest'anno in sala e vedrà Sergio Castellitto come protagonista. Pupi Avati ha quindi raccontato cos'è e chi è per lui Dante Alighieri. Più che rileggere, si va a leggere quello che ha scritto veramente fin da ragazzo, per poter accedere alle opere più mature, partendo dalla vita nuova, cioè non si può prescindere, come fa la scuola, dalla vita nuova, che è il diario adolescenziale che ci racconta tutta la sua esistenza da ragazzo, e penso che molti ragazzi di oggi si riconoscano in quello che fu Dante allora. Danza protagonista al Teatro della Corte di Osopo domani con lo spettacolo Frida.
Prosegue la stagione del Teatro della Corte e finalmente arriva la grande danza con uno spettacolo tanto atteso, uno spettacolo che aspettavamo da 2 anni e che a causa dei vari lockdown non è potuto arrivare sul nostro palcoscenico. Ora è ripresa la tournée di questa grande produzione, sta andando sui più grandi palcoscenici d'Italia e passerà anche qui da noi al Teatro della Corte di Osoppo. Sto parlando dello spettacolo di danza, lo spettacolo della Lyric Dance Company dal titolo Frida, uno spettacolo dedicato alla grande artista messicana, uno spettacolo con dei costumi e dei ballerini meravigliosi che sarà qui al Teatro della Corte domenica 27 febbraio alle ore 18. Ancora qualche posto è disponibile e potete prenotarlo allo 0432 1740 499. Vi aspettiamo a teatro con la danza. Dopo la Lazio, l'Udinese ferma un'altra grande, la capolista Milan, e va addirittura vicina al colpaccio. Sentiamo il commento post partita di mister Cioffi. Abbiamo ritrovato quello che avevamo perso nel momento brutto, cioè che è mentalità. Poi le partite le puoi vincere, le puoi perdere, però io credo che quello che questa squadra abbia dimostrato in queste 9 partite è che l'atteggiamento, l'approccio alla gara è sempre per provare a vincerla, per provare a portare punti a casa. Credo che testimonianza sia anche stasera, dove a San Siro ti trovi sotto di un gol, ma non ho visto una squadra che cambia atteggiamento, che cambia assetto, che vuole fare qualcosa che non è nelle sue corde. E questo ci ha portato al pareggio. Avete provato anche a vincerla nel finale, avete avuto anche una grande occasione. Provavate il colpaccio qui a San Siro stasera, non vincevate dal 2016. Dalla panchina abbiamo pregato tutti, no? Perché succedesse, ma sarebbe stato troppo. L'ultima ora, dalle 12 del 1° marzo in Friuli Venezia Giulia sarà possibile prenotarsi attraverso i consueti canali per la somministrazione del vaccino per il Covid-19 e Covid Novavax. La vaccinazione saranno eseguite a partire dal 3 marzo nei centri vaccinali di tutte le aziende sanitarie della nostra regione. Lo ha annunciato poco fa il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, un saluto alla regia di Martina Beraldo, vi do appuntamento alle 15:30 perché saremo in diretta da Monfalcone con il Carnevale 2022. Alla prossima.